Island, mi trovo in Piazza dei Signori a Vicenza, nel cuore del centro storico, da El Koch con Lorenzo Cogo, giovane affermato talento dell'alta cucina che ha portato la prima stella Michelin in centro storico a Vicenza. Lorenzo, oggi con te vedremo un risotto dalle tinte colorate che possiamo trovare in menù già da questa primavera, quindi in questi giorni. Che cosa andremo a cucinare? È un risotto alle spezie con una riduzione di peperone e limone. Ottimo, e allora cominciamo. Allora, si parte ovviamente come tutti i risotti da un buon brodo. Ok. E ovviamente un brodo molto particolare, nel senso più speziato. Sai che io sono cresciuto un po' girando il mondo e ovviamente questi aromi, questi profumi e anche queste spezie sono per me fondamentali. La cosa fondamentale in cucina è viverla, no? E avvicinarsi, sentire i profumi, gli aromi, prova. Ragazzi, confermo che l'aroma e il profumo sono intensi ed eccezionali davvero. Si sentono qui tra c'è- l'altro tutte le singole voci, Esatto, tutti i singoli l'acidità. elementi. Oh, sono curiosa di vedere com'è la cottura di Lorenzo Cogo. Occhi puntati, vediamo. Visto che io la sbaglio sempre. Dico non sia un buon risottaro io, quindi però Bene, bene. insomma. Prendo appunti. E tu come lo fai il risotto? Dai, Beh, spiega. adesso ho scoperto che ci posso mettere le mani. Ah. Se lo fa Lorenzo di metterci le mani, lo possiamo fare Sai, anche noi, ragazze. La cosa, il cibo di base, ovviamente le mani devono essere pulite, sanificate e tutto, però va vissuto. Poi è anche un momento di condivisione, di dare un qualcosa, quindi uno che ci mette la passione, che assaggia, che tocca, ovviamente nei limiti Chiaro. dell'igiene, è un qualcosa secondo me di bello, perché se tu tocchi il prodotto lo stai vivendo. Ovviamente un mestolo non, cos'è? Morto, no? Non trasmette Certo. niente, quindi è fondamentale capire, soprattutto quando si utilizzano induzioni come queste, che ovviamente il rapporto con il fuoco è praticamente nullo, non c'è, non sai cosa sta succedendo all'interno vero. quindi per avere una percezione, per cercare di capire, ed è per questo che io amo molto il fuoco, la brace, ed è una delle mie caratteristiche principali. ufficialmente rovinata dopo questa puntata comunque, perché adesso non ho più scuse per non saper fare un buon risotto. Già. Questo era l'obiettivo. Ok. Sale Cubi
QB, va bene, il famoso QB di sale. È tutto in mano vostra, ragazze. Ok. Conduco io oggi. Cosa stiamo facendo? Allora, in questo momento stiamo mescolando il Bene. nostro riso dove abbiamo versato il brodo eccezionale. Step successivo, chef. Dimmi tu, cosa facciamo? Allora, altro ingrediente molto molto importante proviene dal Nepal. Ok? Orecchie ben tese. Questo è? Esatto, questo si chiama pepe di Timur ed è un pepe che si avvicina molto come caratteristiche al Szechuan, Sì. quindi che addormenta un po' la lingua ed è molto molto citrico Ok. come tipologia. Quindi adesso ti consiglio, fai così e assaggiane un po'. Così capisci di cosa stiamo parlando. Mamma che meraviglia. Un risotto sorprendente. Credetemi, ho aspettative altissime dopo tutti questi sapori. Poi se non è buono, È un problema mio perché ho mescolato male ok, io. perfetto. La colpa è mia in caso. Ovviamente quando si viene dal Coq si viene all'interno di un locale con una cucina molto personale, si viene ad ascoltare, cercare di capire qual è il mio modo di pensare. A casa ovviamente tutti liberi di fare quello che si vuole, no? Ma certo, oggi hai sicuramente dato delle grandi ispirazioni, quindi credo che ci siano molti elementi che faranno gola ai nostri lettori. Poi ogni tanto vedo qualcuno che mi tagga su Instagram e dice questo è la prova del risotto di Lorenzo. È un tentativo di replica. Sì, quindi ce ne sono, certo. ce ne sono. L'ultima scaldata. Voi non potete davvero capire il profumo strepitoso che c'è qui ed è perfettamente bilanciato perché si riescono a sentire tutti i singoli ingredienti che Lorenzo ci ha mostrato e l'equilibrio è eccezionale. Ok, voilà. Bene signori, il celebre risotto di Lorenzo Coco è proprio qui davanti a noi. Posso dire qualcosa di diverso da quello che la mia faccia sta esprimendo in questo momento? Non penso. Lorenzo è eccezionale. Ora ci divertiremo a provare a replicarlo anche noi a casa, intanto voi prendete nota di tutti i passaggi. Buon divertimento. Grazie Lorenzo. Bene, e allora dopo il golosissimo risotto di Lorenzo non ci resta che capire qual è il miglior vino da abbinare e lo chiediamo a Stefano di El Coq. Stefano. Buongiorno. Abbinerei questo Sacri Sasso bianco, quindi qui siamo in Friuli, precisamente a Prepotto, verso il confine con la Slovenia.
Questo quindi 2 vitigni della zona, quindi un blend di Tokai, quindi friulano e Malvasia, leggera macerazione e passaggio in legno. Le note principali di questo vino sono appunto la frutta, sentori fruttati, minerali per lo più, che vanno a chiudere il cerchio con la parte acida di questo piatto importante data dal limone. A me l'onore, Stefano. Prego.